Eccola una delle altre cose da fare assolutamente prima della fine del mondo in Gorizia e dintorni per questa domenica 17 marzo, ovvero andare a Gradisca di Sonzo. Perché a Gradisca di Sonzo? Perché questa domenica al Teatro Comunale c'è una cosa molto particolare. Alle 10 una cosa che si chiama Disegno di Stelle. Un'esperienza unica che unisce scienza e arte nella sinfonia della vita. In natura i fiori e i frutti ci spiegano come in ogni piccolo seme si possa racchiudere un grande suono. Assieme a Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, si andrà alle radici della biologia per comprendere quanto la musica possa essere un veicolo nuovo per giungere alla profondità di chi siamo. Un'altra cosa da fare assolutamente prima della fine del mondo in questa domenica 17 marzo, anzi due, perché la particolarità di questo invito riguarda due eventi in contemporanea alle 11 di mattina a Gorizia. Ci sono due concerti che riguardano il mondo della cultura slovena, ovvero alla Sala Dora Bassi, la scuola musicale La Glazbena Matica organizza un matinè musicale con il concerto del trio di fisarmoniche Continuum, mentre sempre alle 11 al Teatro Bratus di Viale 20 settembre ci sarà l'aperitivo in musica con i giovani talenti goriziani Jacopo Feresin al piano e Claudia Maviglia mezzosoprano. Entrambi gli eventi sono alle ore 11, uno in Sala Dora Bassi e l'altro in Viale 20 settembre a Gorizia. E l'ultima cosa da fare prima della fine del mondo, da fare assolutamente in Gorizia e dintorni, è andare nel capoluogo isontino a Palazzo de Grazia. Per la mostra La presa del Sabotino. Palazzo de Grazia è l'ex scuola di musica in via Oberdan. La presa del Sabotino è stata inaugurata questa domenica e sarà aperta il 17, appunto, il 23, il 24, il 30 e il 31 marzo dalle 17 alle 19. Questa mostra è nata da una passeggiata, da un'iniziativa che è stata fatta nel novembre scorso. È stato un raduno fotografico l'11 novembre scorso organizzato da Mitteldream sul Sabotino per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale. L'organizzazione sempre di Mitteldream anche per la mostra fotografica. Ed è tutto per oggi per quanto riguarda le tre cose da fare assolutamente prima della fine del mondo, e ringraziamo l'ufficio di promoturismo di Gorizia.